Max traffico di droga che arrivava dalla Spagna in pacchi postali. Maxi operazione di polizia e carabinieri tra Vieste in Puglia e Mestre, 14 le persone arrestate. A Roma l'incontro con Gino Cecchettin e il ministro dell'istruzione Valditara ha siglato un protocollo con la fondazione che porta il nome di Giulia, azioni nelle scuole per combattere i femminicidi e insegnare il valore del rispetto. Intanto, all'indomani della condanna all'ergastolo di Filippo Turetta nel paese di Giulia, la voce è unanime: merita l'ergastolo ma il dolore non se ne andrà mai e la crudeltà doveva essere cancellata dalle aggravanti. Tragedia di Alex Marangon: gli esami tossicologici sul giovane trovato morto nelle acque del Piave saranno pronti per gennaio. Nei primi accertamenti riscontrate anche tracce di cocaina. 30° anniversario per la Fondazione Città della Speranza di Padova, che verrà celebrato con nuove sfide sempre in aiuto dei bambini. Oggi a Venezia la presentazione a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale. Buonasera, bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Subito in apertura alla cronaca, lo avete sentito dai titoli: droga dalla Spagna in pacchi postali e aiuti al boss pugliese, 3 in manette tra Venezia e Mestre. L'elicottero delle forze dell'ordine monitorava a Venezia la terraferma già molte ore prima dell'alba di stamani, a caccia della cosiddetta cellula criminale veneziana, composta da 2 mestierini, un pugliese residente in centro storico, facente capo al clan mafioso foggiano del boss Marco Raduano, che a febbraio 2023 lo aveva aiutato ad evadere dal carcere di massima sicurezza, favorendone la latitanza fino all'arresto avvenuto lo scorso febbraio. Abbiamo svolto 6 perquisizioni e poi ci sono stati 3 arresti. Siamo riusciti a ricostruire attraverso vari dettagli, appunto come stavo dicendo, con un'indagine altamente specializzata e tecnica, a mettere in collegamento questi soggetti con il latitante, con l'evaso e il latitante Marco Raduano. I 3 stanati arrestati si trovano ora in carcere a Venezia, fanno parte delle 14 persone tratte in arresto tra Puglia, Sardegna e Veneto. Le 3 persone tratte in arresto qui a Venezia, nei confronti di questi 3 soggetti sono stati raccolti degli indizi di colpevolezza, limitatamente però al loro ruolo sull'agevolazione della fuga e della latitanza. Trattandosi di un boss della mafia garganica, è stata contestata anche l'aggravante del 416 bis numero 1, e cioè l'agevolazione mafiosa. La raffica di arresti nel corso della maxi operazione diretta dalla DDA di Cagliari e Bari e coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che ha portato alla luce anche un vasto traffico di droga, con il sequestro complessivo di oltre 12 kg di sostanza stupefacente. Dalla Spagna arrivava in Italia con i pacchi postali. Una parte di questa veniva smerciata pure a Mestre, nell'area di Via Piave, così da un altro filone investigativo, quello dei carabinieri, indagini ancora in corso. Una notizia arrivata poco fa: paura questo pomeriggio al casello di Arino Est di Dolo lungo la 4, quando poco dopo le 16 al 118 è arrivata una chiamata di soccorso da una pattuglia di agenti della stradale di ritorno dalla stazione di servizio durante i controlli di routine, che avevano iniziato ad accusare dei problemi respiratori e irritazione alla gola. Subito chiamati i sanitari e i vigili del fuoco, ricoverato uno dei poliziotti per accertamenti. L'episodio è avvenuto nei bagni del ristorante Ristop, che è stato evacuato per permettere di areggiare l'area. La stazione di servizio è invece rimasta aperta. Notizia in aggiornamento. Continuiamo invece con le notizie del telegiornale. All'indomani della condanna all'ergastolo di Filippo Turetta per il femminicidio di Giulia Cecchettin, il padre della giovane ha incontrato a Roma il ministro dell'istruzione Valditara. Abbiamo un obiettivo comune, che è quello di combattere la violenza contro le donne. E da questo punto di vista ci interessa lavorare concretamente, seriamente. Il tema è troppo importante perché possa essere oggetto di strumentalizzazioni di qualsiasi genere. Il giorno dopo la condanna all'ergastolo di Filippo Turetta, l'incontro a Roma tra il papà di Giulia, Gino Cecchettin, ed il ministro Giuseppe Valditara, un faccia a faccia di circa un'ora per unire le forze e lavorare insieme per combattere la violenza di genere. Un obiettivo importante che silenzia la polemica scoppiata il giorno della presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin, quando il ministro all'istruzione aveva accostato i femminicidi all'immigrazione. Ora è il momento di mettersi al lavoro per individuare le azioni comuni. Papà Gino
ringrazia Valditara per l'opportunità e perché ha diffuso nelle scuole l'orazione funebre che aveva scritto per l'addio a Giulia. Oggi ci siamo trovati per parlare di un problema sociale esistente, dai femminicidi alla violenza delle donne e al rispetto reciproco tra i sessi. Lavoreremo su questo, abbiamo stilato un protocollo, un'agenda da portare avanti e assieme alla Fondazione Giulia e al Ministero inizieremo a lavorare su questi punti per portarli poi tra i giovani e in tutte le scuole. Un protocollo che prevede tutta una serie di azioni rivolte in particolare ai giovani ma anche agli insegnanti all'interno del percorso di educazione civica. Che prevede per la prima volta l'educazione al rispetto e l'educazione al rispetto nei confronti delle donne, la raccolta di buone pratiche perché possano essere di ausilio anche all'interno delle scuole, l'utilizzo del peer tutoring e quindi delle testimonianze dei giovani che li veda anche protagonisti, incontri con i giovani, il monitoraggio dei risultati raggiunti, perché è importante anche capire come questo percorso potrà essere migliorato nel suo divenire. E intanto sui social la sorella di Giulia, Elena Cecchettin, ha diffuso un messaggio dopo la sentenza a Filippo Turetta dicendo che in Italia sostanzialmente si è vittima solo se si è morte, che le leggi non tutelerebbero le donne e non le aiuterebbero a denunciare. Intanto invece sentiamo le reazioni dei compaesani di Gino Cecchettin. Siamo stati a Vigonovo. È un sentimento che di fatto di poco è cambiato, c'era del dolore, permane attualmente ancora del forte dolore e questo a distanza di un anno lo avvertiamo ancora. Sono tutte occasioni con cui si torna a riflettere sulla circostanza che ha colpito tutti. Il fiocco rosso che ricorda tutte le donne vittime di violenza rimane attaccato qui nel cancello del comune di Vigonovo, dove per mesi è stata anche attaccata la foto di Giulia Cecchettin in altalena, una foto che è diventata simbolo della lotta contro la violenza di genere. Oggi, all'indomani della sentenza all'ergastolo per Filippo Turetta, il suo assassino, quello che rimane qui in questo comune dove la ragazza viveva è soltanto il dolore. In paese tutti sono d'accordo con il massimo della pena stabilito per il 22enne Turetta. È stata fatta giustizia, non porterà indietro Giulia sicuramente, però è una pena severa. Speriamo che sia anche di esempio nel futuro, che non succeda mai più una cosa del genere. Beh, mica varia anche di più. Ecco, di più avrei dato perché alla fine era stato premeditato. L'ergastolo secondo me l'hanno preso i genitori di Filippo, nel senso che per tutta la vita gli rimarrà un rimorso, un qualcosa di tremendo. Voglio dire, in questo senso l'ergastolo può essere giusto per il fattaccio che è successo, perché chiaramente di meno non si poteva fare, però cosa risolve? Ha fatto benissimo, doveva dargli anche qui chi a cava. Dovevano contestargli anche l'aggravante della crudeltà? Certo, perché è un ragazzo senza cervello per me. Meritava di più. È bello che l'hanno uccisa vicino a casa nostra, neanche un chilometro. È giusto secondo me. Alla fine era premeditato l'omicidio, anche se non voleva farlo, magari quel giorno là era comunque premeditava di farlo. Secondo me è giusto che l'abbia dato, che abbia preso l'ergastolo. La condanna all'ergastolo per Filippo Turetta non vuol dire fine pena mai. Secondo la legge, in caso di comportamento esemplare, dopo 10 anni, ma uno è già stato scontato, quindi sono 9, gli potranno venire accordati dei permessi per frequentare percorsi formativi professionalizzanti all'interno e all'esterno del carcere. A Torreglia la famiglia del giovane è chiusa nel silenzio e il sindaco del piccolo comune dei Colli Euganei commenta così la sentenza. La giustizia ha fatto il suo corso, condivido appieno le parole del papà di Giulia. Alla fine da questo esito nessuno, voglio dire, ne esce vincente. La comunità di Torreglia però ha una famiglia
che è la famiglia Turetta, al quale cercherà in qualche modo insomma, di stargli vicino. È una famiglia che in questo momento vive una grande ferita, una grande solitudine. Voltiamo pagina al caso di Alex Marangon, lo ricorderete, sentiamo le novità sulle indagini. La notte tra il 29 e il 30 giugno dello scorso giugno rimane cristallizzata in quel giallo che non è ancora stato risolto. Alex Marangon è stato trovato morto, inghiottito dalle acque del Piave a pochi chilometri dall'abbazia di Vidor. Mancano delle risposte a domande che potrebbero chiarire cosa sia accaduto al giovane 25enne di Marcon dopo aver partecipato ad un rito sciamanico. Da oltre 5 mesi la famiglia chiede di sapere la verità sulla morte del figlio. Siamo ancora abbastanza in alto mare con l'esito delle indagini, stiamo ancora attendendo degli esami tossicologici molto importanti, però sono convinto che anche là a breve qualcosa succederà. I risultati degli esami tossicologici arriveranno per gennaio, lo ha confermato la Procura. Questo perché i reagenti necessari per tutti i test sono infatti particolarmente rari e per la loro acquisizione il perito nominato dal pubblico ministero Giovanni Valmassoi si è dovuto rivolgere all'estero. Solo dopo questi importanti esami di laboratorio si potrà accertare come e cosa abbia assunto Alex. La certezza è che il 25enne quella notte ha bevuto un decotto a base di ayahuasca, le cui foglie mescolate con altre sostanze sono un potente allucinogeno. Il ragazzo è risultato positivo anche alla cocaina e qui si pone un altro importante quesito. Il dubbio è sull'origine di quelle tracce. I metaboliti della cocaina potrebbero anche essere derivati dalla bevanda che il 25enne avrebbe bevuto quella notte assieme all'ayahuasca. Oppure potrebbe essere una droga assunta prima di quell'evento. Le indagini dei carabinieri in questi mesi sono continuate senza sosta. Sul tavolo del magistrato rimane il fascicolo aperto per omicidio volontario. Le ferite sul corpo di Alex sono tali da non far scartare nessuna ipotesi. Tutto rimane in piedi, ma per gli inquirenti l'ipotesi che al momento risulta maggiormente credibile è quella che secondo cui Alex, sotto l'effetto di allucinogeni o droghe, potrebbe aver avuto delle visioni che l'avrebbero portato a buttarsi dal terrazzo dell'abbazia, un'altezza di 15 metri che non gli avrebbe lasciato scampo. Le responsabilità di quanto accaduto saranno da accertare. Ed è il 30° anniversario della Fondazione Città della Speranza. Celebriamo in maniera degna i 30 anni della Città della Speranza con 2 iniziative importantissime, una al Teatro Verdi l'8 dicembre, un concerto che si chiama Mille Cuori, e poi il 16 dicembre il vero e proprio compleanno al Teatro Geox. Il prossimo 16 dicembre la Fondazione Città della Speranza celebrerà il suo 30° anniversario dalla fondazione, avvenuta il 16 dicembre 1994. In questi 30 anni la fondazione è cresciuta, diventando un pilastro nel volontariato, nella ricerca scientifica e nel supporto ai bambini. I festeggiamenti non saranno solo un momento di riconoscimento dei risultati raggiunti, ma anche un'opportunità per rinnovare l'impegno per il futuro, sottolineando l'importanza cruciale della Fondazione nella lotta contro le malattie oncoematologiche pediatriche. Si arriva a questo traguardo che ha visto protocolli di cura che ormai sono adottati in tutto il mondo, usciti dai nostri laboratori, si è visto il numero di ricercatori crescere, bambini guarire, ma non siamo arrivati ancora dove vogliamo, a dare una mano a tutti i bambini e a poter curare tutti. Quindi è un compleanno, sì, ma è anche una partenza per il futuro. Grazie alle donazioni, la Fondazione Città della Speranza è riuscita a finanziare la ricerca che ha portato a un aumento della percentuale di sopravvivenza al 90%. Vorremmo arrivare al 100%, quindi gli sforzi dei nostri ricercatori tendono a far sì che non solo nell'oncoematologia pediatrica, ma in tutte le malattie rare o non rare pediatriche ci possa essere sempre la possibilità di vedere un sorriso sulle labbra dei nostri piccoli. Il bilancio della Fondazione è notevole, in 30 anni è riuscita a raccogliere 110 milioni di euro, di questi 33 milioni sono stati utilizzati per costruire la Torre della Ricerca, dove lavorano 70 ricercatori interni e 210 dell'Università Patavina. Ogni anno vengono effettuate 2.500 diagnosi ai bambini di tutta Italia. Le donazioni, inclusi i lasciti testamentari, sono in aumento e la Fondazione guarda al futuro con ottimismo. Siamo molto contenti, non abbiamo ancora chiuso la campagna di Natale, che si sta però prefigurando come una
delle migliori campagne degli ultimi anni, quindi si chiuderà sicuramente in crescita rispetto all'anno passato. Supereremo penso i 10 milioni di euro. Dopo la vicenda del Pandoro Ferragni è atteso un nuovo decreto per garantire maggiore trasparenza nelle iniziative di beneficenza. È necessario fare chiarezza sull'effettivo utilizzo delle risorse raccolte, ha affermato Franco Masello, il fondatore di Città della Speranza, anche grazie a nuove leggi. Una legge che vigili su chi opera nel volontariato, che chiarisca tutto, i rimborsi spese, come avevamo fatto, dove avevamo messi. E si chiude così questa edizione del telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia. A tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.